Bene, infine se dico 300% Wine Experience, parlo della iniziativa manifestazione di Ice Veneto svoltasi a Villa Emo, a Fanzolo di Vedelago, proprio in questi giorni, presente, ospite d'eccezione, Vittorio Sgarbi che ci parla del connubio arte e vino. Una giornata interamente dedicata alle eccellenze enologiche e gastronomiche del Veneto. È questo 300% Wine Experience, evento organizzato dai sommelier della regione che domenica 11 marzo a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago ha presentato 300 vini firmati dai 100 migliori produttori veneti. Un appuntamento irrinunciabile per tantissimi eno appassionati a corsi numerosi anche in questa ottava edizione. Nonostante il tempo avverso, Giove Pluvio ci ha messo del suo, siamo riusciti a tenere a testa un grande numero di appassionati che ci hanno raggiunti oggi in questa giornata, quindi doppia soddisfazione. Riconferma dell'idea di fondo che accompagna questo progetto, quella di creare un contesto a Veneto che possa anche rappresentare l'idea del contenitore aperto, del crogiolo di appuntamenti, di spazi di confronto con tutto quello che ci circonda, quindi ogni tanto avere la possibilità di poter portare a casa il contributo di grandi personaggi di questo genere ci consente una volta di più di allargare gli orizzonti. 300% Wine Experience è anzitutto una grande occasione per scoprire il patrimonio enogastronomico regionale con la possibilità di vivere esclusivi momenti di incontro, come il talk show moderato dalla giornalista Alessandra Viero con un relatore d'eccezione, il critico d'arte Vittorio Sgarbi che ha approfondito con il suo stile il connubio tra vino e arte. È un connubio insensato perché l'arte è una cosa e il vino è un'altra, ma è vero che il vino può ispirare un artista. Sono convinto, così come ho fatto nei luoghi dove ho stabilito un assessorato alla cultura e all'agricoltura, che le due dimensioni non siano distinte. Sono cambiati negli anni questi due riferimenti e cultura e agricoltura, invece di essere mondi opposti, cioè il contadino ignorante e l'uomo colto sta all'università, si può ragionevolmente identificare una cultura dell'agricoltura che è legata alla campagna, al paesaggio, alla coltivazione della terra, che è una vera sapienza, come la dicono oggi, è un vero sapere. E allora immaginare che tra le tutele che noi dobbiamo al patrimonio artistico ci siano la campagna, le coltivazioni, il mondo contadino, i musei contadini, che sono negli ultimi decenni diventati istituzioni che prima non c'erano. Sono tutte componenti che confluiscono poi nell'idea che il mondo della produzione agroalimentare sia talmente migliorato che dei beni culturali che abbiamo è forse il primo, e allora ecco che l'UNESCO tutela non un monumento, un'abbazia, una certosa, ma tutela un territorio di coltivazione del vino come Langhe, Roero e Monferrato. C'è veramente una sacralità del patrimonio agroalimentare che merita una tutela, e che quindi il Ministero dei Beni Culturali si allarghi a essere anche il Ministero dei Beni Agroculturali. Bene, siamo arrivati alle conclusioni, ma vi ricordiamo come sempre che tutti i servizi di Cronache Trevigiane potete rivederli su www.cronachetrevigiane.tv. Seguiteci come sempre dalla nostra fanpage di Facebook. Davvero, alla prossima!